Sono le 23:39 in via Bongiovanni 1 a Montebelluna, quando la Peugeot 107, guidata da un 19enne di origine indiana della zona, si schianta contro il muretto di recinzione della casa abitata dalla famiglia Capovilla. Nessun segno di frenata sull'asfalto, una velocità certamente elevata e un impatto impressionante che avrebbe potuto essere ancora peggiore se non ci fosse stato il prato ad attutire il rimbalzo dell'auto. È stato un botto fortissimo e sembrava un tuono. Alberto stava studiando al computer nella sua stanza, la cui finestra dà proprio sull'ingresso della casa. È stato improvviso, ero preoccupato, sono sceso e ho visto la macchina nel giardino e Hai visto anche il ragazzo dentro? sì, era cosciente, era disteso, però ovviamente non ho fatto nulla. Ho chiamato carabinieri, pompieri, tutto e si sono arrangiati loro, hanno fatto tutto. È venuto l'elicottero a Sì, prendere il ha ragazzo. atterrato al campo sportivo qua giù e poi l'hanno portato. Immediati soccorsi con carabinieri, vigili del fuoco e SUAM 118 che sono immediatamente intervenuti. Il giovane, trasportato in elicottero al Cafoncello, resta in prognosi riservata. Il botto ha richiamato anche tutti i vicini di casa. Stavo leggendo il giornale e ho sentito un botto, ho aperto il balcone e ho visto il disastro. Sono andato di là e ho visto che era appoggiato nel fianco destro e ho chiamato così un po'. Dopo un po' si è raddrizzato e ho visto che aveva sangue che usciva dalla bocca. Basta. Dopo arrivai i soccorsi. Passavi e vedevi la macchina in 1000 pezzi e sì, e niente. Una cosa molto forte dal vivo e niente, speriamo che stia bene l'autista. Non è la prima volta che su quel tratto accadono incidenti. In passato ci sono state 3 vittime proprio sullo stesso punto. Arrivi dalla 20, che è un rettilineo in discesa, e magari sei anche un po' distratto con i cellulari e tutto, quindi è molto rischioso, sì. Qua corro forte come sempre, come i pazzi. Meno male che aveva l'airbag, se no restava secco. Gli altri non li avevano, sono morti tutti e tre. E questo va a arrivare l'airbag che è esploso, sia uno che l'altro, meno male, se no stava secco. E alla fine l'unico pensiero resta per il ragazzo ferito, gravissimo, al Cafoncello. È ancora vivo? Com'è? È vivo. È ancora vivo ma in prognosi molto riservata. Bene se si salva.